Ciao ragazzi, benvenuti nella pianura veronese, la terra smart. Perché? Perché è sorprendente come si possa imparare ad amarla. Arrivare dall'acqua è fantastico perché poi si riparte per cominciare un altro viaggio. Quello che conta è avere la voglia di lasciarsi sorprendere. La pianura veronese, il mondo piano. Quello che abbraccia le risorgive che poi diventano l'oro di Isola della Scala. O il mondo che racconta di castelli e di conquiste, di ville e di chiese e di corti e dell'Adige. Il mondo che cattura la forza intensa della tipicità e dei sapori, facendoli diventare ricchezza. Perché i silenzi di questa terra servono a creare magie. L'acqua è l'origine di tutto questo, oggi come allora. L'Adige racconta le nostre storie, che ci accompagnano da Verona fino all'Adriatico. È il corridoio ciclabile della pianura veronese, che la collega al resto del mondo, quindi è il futuro del nostro turismo. Lignum, il legno, Bovolone, Cerea, Sanguinetto, Isola Rizza, Casaleone, Roverchiara e tanti altri comuni qui intorno lo conoscono molto bene questo materiale vivo, perché lo lavorano da circa un secolo, in quei luoghi straordinari di cultura materiale che sono le botteghe e i laboratori artigiani, alcuni dei quali oggi veramente all'avanguardia. È nato qui il mobile in stile della pianura veronese, dalle mani di questi artigiani che hanno saputo portare il loro saper fare in tutto il mondo, dando vita a un'economia che è stata forte e che vuole tornare ad esserlo. E adesso, Cristiano? Andiamo a Venezia! Fermoci riva prima. Via! Via!